Prestiti bancari in rialzo a marzo. Secondo i dati della Banca d'Italia, per il settore privato sono cresciuti dell'1,4% su base annua contro lo 0,3% del mese precedente. I prestiti alle famiglie sono aumentati dell'1,7% sui 12 mesi, era stato più 2,5% a febbraio, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell'1,4% ed erano scesi dell'1,2% nel mese precedente. I depositi del settore privato sono cresciuti del 5,7% su base annua contro il 6,2% di febbraio. A partire dalle ore 22 di questa sera, le aree di servizio autostradali chiuderanno per le 48 ore di sciopero proclamato per i giorni 13 e 14 maggio da Fegica CISL e Figisc Anisa Confcommercio. L'obiettivo è denunciare la condizione di emergenza economica e sanitaria nella quale continuano ad essere lasciate le imprese di gestione. Per le organizzazioni di categoria, in assenza di un cambiamento di rotta del governo, la protesta e le chiusure per sciopero sono destinate ad estendersi nelle prossime settimane. Utile netto in rialzo per A2A nel primo trimestre 2020. Ha raggiunto quota 112 milioni di euro, in aumento del 7,7% rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2019. Il margine operativo lordo si è attestato a 331 milioni, in aumento di 3 milioni rispetto ai primi 3 mesi del 2019. Nei primi 3 mesi del 2020 i ricavi del gruppo sono scesi a 1,7 miliardi. La diminuzione è legata ai minori prezzi e ai volumi intermediati sui mercati all'ingrosso, nonché ai minori ricavi da vendita di gas ai clienti finali. L'agenzia inglese Allianz News e la Italpress hanno firmato una partnership strategica per lo scambio e la diffusione di contenuti. Allianz News è leader nella fornitura di notizie in tempo reale sul mondo azionario per investitori e professionisti della finanza. Assicura la copertura giornalistica delle news di tutte le aziende quotate al London Stock Exchange e dal 2017 ha lanciato il servizio italiano con copertura di tutte le quotate del listino di Milano. L'agenzia Italpress, fondata e diretta da Gaspare Borsellino, continua il suo programma di espansione internazionale e dopo la partnership con Malta News Agency adesso apre una finestra, tramite questo nuovo accordo, anche sul mercato britannico.